Eccola questa mattina la bandiera tricolore che è tornata a sventolare sul ponte della Priula davanti al Sacrario. Alcuni giorni fa nella notte un gruppo di sedicenti venetisti avevano messo a segno un blitz sfrattando di fatto la bandiera italiana e innalzando quella della Serenissima Repubblica. Due i luoghi dove sono intervenuti, al santuario di Sant'Augusto e al Sacrario sul ponte della Priula. A Serravalle non solo era stata ammainata la bandiera tricolore, ma dopo aver issato quella gialla e rossa con il leone di San Marco, è stata addirittura chiusa con tanto di lucchetto per non farla rimuovere. Gli alpini, che come volontari curano il vessillo del tricolore, hanno deciso di sporgere una denuncia ai carabinieri. A Ponte della Priula invece questa mattina le penne nere hanno scelto di rimettere la bandiera italiana senza sollevare nessuna polemica. I cittadini della zona, pur contestando l'atto, non disprezzano di vedere sventolare in tricolore accanto alla bandiera veneta. Beh, sicuramente sarebbe bello qui, visto che siamo in Veneto, in provincia di Treviso, tutte e due le bandiere, italiana e anche quella veneta. Innanzitutto penso che la bandiera del tricolore sia la cosa primaria, poi se si vuole ricordare che la zona si ricorda la grande guerra del Veneto avuta nella prima guerra mondiale, può starci anche quella. Tutte e due. Tutti e due perché? Perché siamo in Veneto, in Italia, no? Se è da issare la bandiera del Veneto per far vedere che Veneto è Stato, siamo già uno Stato, no, non mi trovo d'accordo. Noi siamo in Italia, siamo italiani, dobbiamo far gruppo. Sul fatto che il Sacrario sia stato invece imbrattato, la risposta è unanime. No, vergognoso. Immediate le indagini da parte dei carabinieri alla ricerca del sedicente gruppo venetista.